Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione video sound che parla del sociale e della sanità del nostro territorio. Oggi parliamo effettivamente del sociale e abbiamo qui il presidente della Casa di Riposo di San Donato di Piave, Fabio Bonadio, che ci parlerà proprio della nostra Casa di Riposo. Allora, ci vuoi dire due parole come è messa, come è strutturata? Certo, buongiorno a tutti innanzitutto. La Casa di Riposo di San Donato di Piave si chiama appunto Monumento ai Caduti in Guerra, è una casa di riposo che ha una storia fondata parecchi anni fa, è una struttura che negli anni è cresciuta, è migliorata, è una struttura che si è specializzata, una struttura che al momento ha 180 ospiti, tra ospiti e pazienti al suo interno. Dico pazienti perché abbiamo anche un reparto riservato all'hospice, ovvero sia per i malati terminali. Ci lavorano circa 160 persone ed è una struttura completamente autosufficiente, in quanto abbiamo sia la cucina interna, addirittura forniamo di pasti esterni per quanto concerne il sociale per il comune di San Donato di Piave, abbiamo la nostra lavanderia, abbiamo il manutentore e quindi la contabilità interna, e quindi è una struttura abbastanza unica nel suo genere. E gli ospiti sono sia sufficienti che autosufficienti? Allora, al momento all'interno delle case di riposo la situazione è un po' cambiata. Abbiamo al momento solo ospiti non autosufficienti e sono suddivisi in reparti. Abbiamo appunto un reparto di Alzheimer dove abbiamo circa 10 ospiti all'interno del reparto di Alzheimer, poi abbiamo un reparto di massima intensità sanitaria e in più abbiamo appunto un reparto all'hospice dove sono appunto le persone malati terminali e anche un piccolo reparto di neurovegetativi, 4 posti letto. Ecco, io ho saputo adesso, perché anch'io seguo e forse non seguo forse bene, che adesso ci sono solo pazienti non autosufficienti. E quelli che prima venivano e che erano sufficienti ma anziani, dove vanno? Questa è una bella domanda. In effetti i pazienti che adesso abbiamo che non sono più autosufficienti, fino a un anno fa circa qualcuno di loro era autosufficiente. Purtroppo si invecchia e si vive di più e di conseguenza con la vecchiaia arrivano anche le patologie che vanno a compromettere praticamente la salute delle persone all'interno di una struttura. Adesso ci sono delle strutture private che accolgono anche delle persone autosufficienti. Noi al momento nella nostra struttura purtroppo non ne abbiamo. È cambiato parecchio per quanto concerne appunto la vita all'interno di una struttura, sicuramente la qualità della vita è migliorata, sicuramente gli ospiti vengono stimolati, addirittura per quanto concerne il reparto Alzheimer all'interno della struttura ci sono delle terapie che fanno sì che grazie a una terapia farmacologica e grazie a un'assistenza da parte degli operatori le persone riescano a recuperare delle piccole attività che prima non riuscivano a fare in maniera autonoma. Bene, allora ringraziamo il dottor Bonadio che è stato molto gentile a venire qui a parlare di questo problema, anche perché devo dire, io che l'ho visitata, ormai la nostra casa di riposo è un gioiellino della zona e lo riavremo la settimana prossima che ci parlerà un attimino di com'è cambiata la situazione degli anziani. Arrivederci.